A scuola qui non t'avvia stella, è l'ora. E l'ora Yuga. Perché è l'ora? D'Ampara. A scuola qui non t'avvia stella, è l'ora di? Isabi Antoni. Allora diciamo insieme. Salute a tutti, contento di ritrovare come tutte le sere non t'avvia stella Pagliuga insieme ai Sapientoni, due squadre. Studenti a squadra scontri internazionali in cui salutiamo Paul Salor, Pasquale Pieri e Jean-Paul Zanni. Salute. Paul, la squadra scontri internazionali. Scontri internazionali di un nostro sindacato che sono organizzati tutti gli anni, da poi 14 anni, un mese di febbraio in corti sotto un tindone. E quest'anno c'è stato un mondo scemo. C'è stato un mondo scemo, è stata una riuscita tremenda. Ciò a dilla. A ringraziarvi di seguire noi di giocare con noi e ti la gioca contro la squadra, una squadra che conosciamo ora, la squadra Paese di Lava, Cristiano Canaletti, Alessandro Luciani e Federico Colonna. Salute. Salute a tutti. Una socio Paese di Lava e Paese di Live. Paese di live. Perché Paese di Live? Perché siamo tutti appassionati di turismo e siamo tutti abbiamo tutta la convinzione che il turismo tocca essere un motore di sviluppo economico, culturale, sociale e allora abbiamo domandato a Alex di programmare un bellissimo festival per Abbiamo organizzato un festival un mese di luglio e d'agosto. Per un momento avevamo già 3 gruppi che hanno detto che venivano. Ci sono i nostri cari amici di Sveglia d'Isola che sono venuti l'anno passato di noi. C'è Diana di l'Alba e di noi, voce evento che facciano l'apertura di suo festival. Bella programmazione, Forse, ma mancano i doni, no? E forse avremo un piacere di avere a Oscia Sapientona Patrizia Gattacega. Dunque, sapendo dove da essere state Patrizia Gattacega, me Sapientona, a me salute. Buonasera. Salute. Conoscete il Paese di Lava o no? Beh, di reputazione manco, C'è una bella piaglia. C'è un bello tesoro. Ah, come? Metti la gamba. Allez, ma però, on si mica ancora il mese di luglio. Lavoriamo stasera e forse giochiamo ai Sapientoni a Raffica. Ci scaldiamo ancora a Raffica. A Raffica è semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile a certe domande. E poi avete una buona risposta, pigliate 20 punti, mettete le mani in tu funzo. Allez, prima domanda. Qual è il creatore di L'aria, l'associo di teatro Dolmi Capella? Paesi live. Sì. Robin Renucci. Robin Renucci, risposta 1. Qual è su Zitelluccio, personaggio di figurette animali, Zitelluccio africano, chi ha uso da fare con la strega Carabà? Kirikou. Kirikou, risposta 1. Qua è un coso ciuffa di capelli così. Punto comune tra Bella Coscia e Andrea Spada. Erano banditi. E di sicuro. In che paese si può trovare un regione di Kabylia? Algeria. In Algeria. In Algeria, la Kabylia in Algeria. Risposta 1. La Gabilia, dunque, un paese regione montagnolo che dunque ha avuto una popolazione di erberi di Gabilia. Ecco, l'ultima domanda di sa varia via. Cerchiamo un artista castagnicciadia
chi ha cacciato di dicembre scorso un libro Canto in mossa. Patrizia Gatacega, nostra Patrizia sabia. Gatacega, Patrizia Gatacega. Siete sicuri? Avete interesse Ah? a sapere? No, ne sono sicuro, eh. Anche sa che ti rispondi. Patrizia Gatacega di sicuro è risposta buona. E a Possuria ha avuto un certo successo sul libro qui. Allora, ne siamo a 40 punti, 60 punti, tutto si passa, bravi. Siete vicini e giochiamo a Variavia. Allora, Variavia. Una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte, riflettete appena. Tetta risposta. Rispondete bene, pigliate 20 punti, ma non vi sbagliate mica, così no, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra e la comincia con qua squadra di scontri internazionali. Allora, prima domanda e proposte di Patrizia. Ascoltate, sto legno raso e raginoso brucia facilmente, era adoperato per accendere un fuoco tra. Dunque, il fuoco si accendeva su legno che si chiamava a morte secca, a deda o a leccia. Morte secca, deda, C'est quoi qui craque comme leccia. C'est un morceau de bois résineux qui brûle facilement. Résineux. Son nom corse, c'est Allez, je sais résineux. Mortaseca, Deda, Leccia. A seconda risposta cos'è? A deda. A Deda. Moi je pense que c'est ça. Elle m'a dit on dit Deda. ça. Elle m'a dit à Deda. A Eh Deda. beh, di Risposta buona. Bravo. So quali che trovo a morte secca? Certe volte io mica un po' in così, Tocca a noi, allez. Di che nazionalità era Pierre Carl Fabergé, il famoso duellaggio che ha dato il suo nome giusto appunto a lui? Alloi, allo, e dunque dirà russo, francese o alemano, tedesco? Fabergé. Francese o tedesco? Fabergé, russe, français ou allemand? Le prénom, c'était quoi? Diceremo francese. Pierre Carl Fabergé. Ah, Carl, forse Carl può essere russo. Allora, In corso Pedro Chi Gatti. rispondete? Russo, francese, allora russo, allez. russo, francese o alemano? Russo. Mi dite russo. Di vero, anche questo nome qui, Fabergé, nome russo, eh? Beh, Risposta buona. ma di russo, ma Gazada non è mica Russia, si vede che a Gazada è francese, ma so, erano protestanti, ugonotti, che so per tutti, hanno fuggito a Francia quando c'è stata la rivoluzione di l'Edit de Nantes da Arrigo IV. Dunque, sono fuggiti in Russia e dopo quello Fabergé ha cominciato a fare storie qui per il principe Romanov. Lo è decorato. Allora, dicono che una cinquantina d'ore realizzate, ne ferma solo oggi 43. Dunque, si cercano l'ore che sono sparite. C'est tout. In due anni qui si qui. On si sa. Allez, un'altra domanda. Chi corsa di vittura si face tutti gli anni in Indianapolis? Allora, è 24 ore di Indianapolis, un grande premio di Stati Uniti d'America o 500 miles di Indianapolis. La terza. E elle m'a dit i 1500 miles di Indianapolis. 500 miles di Indianapolis. Paolo Asapi, risposta buona. Eccoli, 500 miles di Indianapolis.
Conoscete o no, Patrizia? Non sono mica troppo Specialista, no? specialista di corse e vittura, so che gli è stata aggregata questa corsa in 1911, gli è proprio una corsa assai importante come noi 24 Heures du Mans o allora il Grande Premio di Monaco. Una dei più conosciuti nel mondo. Ecco. Bravi. L'ultima domanda lì varia via. Paesi di live. Tocca a voi. Ci ho le completare il proverbio. Un si può cantare e... Allora, un si può cantare e suona di violino, un si può cantare e portare a groge, un si può cantare e mangiare frittelle. Dire. C'est difficile. Je sais pas pourquoi on dirait ça. Ce serait plus ça que du violon. Même si le violino, c'est vrai. Ça, je peux pas. Moi, j'ai baigné non. Ho di già una o manco si sa con si può mica va di zigu. Due. Due. Suona un violino e mangia i frittelle. No. Allora mi ha detto porta a croce. Portare a Ta croce. groge. Risposta buona. Se lo si canta mangiando le frittelle, guardi, sei difficile, si può, ma... E Ma poi dopo suonando i violini si può cantare, È possibile, Mi va. Ah, è difficile. E Ma l'anziane- bon, perché non si... L'anziano che suonava di violino o giocava così, E no? portando a groge, non si può cantare, no? Allora, cantare, suonando di violino, portando una croce, mangiando i frittelle, qua non è mica possibile. Bon, in tutti i casi, abbiamo 80 punti per i giovani studenti e poi 100 punti siete in testa, ma siete vicini Buona notizia. tutti quanti che bosetti. Allì. E mondo saluta in pubblico stasera, le lycée de Borgo, la formation continue in Doisetti, le Fisciat Camana. Ça y est, c'est vu, c'est vu. Dai i nostri ciucci di l'école de Salinsis d'Ajaccio. Si vous les trouvez en forme, vous allez voir les parents quand vous allez les récupérer ce soir. Et puis, on va saluer aussi le collège de Porto Vecchio qui a fait le déplacement. Merci d'être avec nous. Allez, giughiamo a trappola. A trappola. Qui l'autore non faccio in onda qui, so squadra che preparano le domande e non comincia ancora a squadra di scontri internazionali a été preparato questa domanda. Dunque, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti. Se li si sbagliano, pigliate voi i 20 punti. Ecco. Voilà. Alors. C'est pour le suspense. In che annata è stata creata a Gioventù Indipendentista? Non 2002. 2002 ou 2003, je me rappelle plus. Ah, je voulais ça. Je crois qu'il a trouvé. Non. Il a dit 86 et 15. La vostra risposta. 2003. 3, ouais. E 2003. 2003. Oh! 2002. Oh! 1999. C'est pas loin. Ouais. Sono giovani, Sono giovani, E io no. Avete preso 20 punti. 15. Allez, a vostra trappola. Attends maintenant. Paesi di live, dunque, musica. Conoscete canzoni corte, forse, Allora, qual è chi canta la canzone corsa Osanna? Jacolio. Qual è chi canta la canzone corsa Osanna? C'est lui, oui, il a chanté l'Eurovision. En plus qu'il chante, c'est lui. Oui. C'est pas une reprise. Attention, attention. De toute façon, c'est le seul qu'on connaît. Ouais. Elle m'a Alors. dit Jacques Coulioli. Jacques Coulioli, chi canta Osanna. E Plouf, La trappola, Plouf, No. Ah, on est Non. la canzone corsa. Enfin, No, Si, una spiegazione. Quello che cantava Osanna era Jean-Pierre Marcellesi. Jean-Pierre Marcellesi. Perché chi Jacques Coulioli lo cantava Osanna
in eccelsis, non è mica la stessa canzone. Dire una bella trappola. Bella trappola. Bella trappola. Ovvio. Bravi, ma comunque avete 100 punti per ora, siete vicini, hanno 120 punti in testa per ora, paesi di live. E ora Frédéric ci ha cantato Usana in eccelsis. No, uscia pa capo. Allora, cerchiamo una personalità stasera ancora, uscia pa capo. 5 indizi, avete un'idea, un primo indizio e rispondete bene, avete 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Primo indizio, Patrizia. Allora, primo indizio. Sono nato in Grenoble in 1942. Ho scoperto a Corsica in 1969. Qui il gelo è aumentato. Si è aumentato dunque. Un regalo di provvidenza, allora perché un pensa a l'indomani? Un regalo di provvidenza, allora perché pensa a l'indomani? Gustave Flaubert en 1960. Ah, Avete un'idea? sarebbe uno dei nostri pipulacci. Forse Michel Fugain. Mi dite Michel Fugain. Michel Fugain, par chi? Perché... Flaubert, c'est... no, Un regalo di provvidenza. Un regalo di provvidenza. Un regalo di provvidenza. Ça peut marcher, ça peut marcher. Hein. Ça peut marcher. Un cadeau de la Providence, pourquoi penser au lendemain? Un risposta buona. Bon. Subito, Allora qui, i nostri studenti ci verrà arrivare. Vuole conoscere tutti i pipolacci di Corsica. Due parole non t'ha Michel Fugain, Patrizia. Michel Fugain, dunque sta là stabilito in Corsica. Dunque un people che sta in Balagna e di Geremo Ghi ha scritto una mansa di canzone, ha diretto quando era più giovane un Big Bazar. Disgraziosamente Lugorcio ha perso la sua viola Lorette dunque ha creato una fondazione, dunque Guamoia hanno creato una fondazione dunque chi accoglie fondi per curare malattie, non so quale esattamente. Ecco, dunque si può sempre vedere nella scena Michel Fugain, chi posso dire, è giunto al Festival di Patrimonio 2 anni fa. Ecco, fait comme l'oiseau. Attention, mesdames et messieurs, une belle histoire, etc., etc. Spécialiste de Michel Fugain, Frédéric. Et de la Etc., mais pas trop. Hein. Et puisque vous parlez de la fondation, si vous le pouvez, faites un don de plaquettes, c'est très, très important. C'est pas douloureux, c'est juste un peu de temps à donner. Voilà. Bravi. Ma i nostri sapientoni di stasera, paese di live, bravi. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno dato delle belli libri grazie al Journal de la Corse, fa belli regali con azogarta privilège l'invitation e profumasi con creazione parfum d'Empire. L'altri sanno da lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Volete giocare con noi, volete essere in un pubblico, andate pure su sapientoni.tv o sulla nostra pagina di Facebook. Basterà stasera, voglio ringraziare due belle squadre, il pubblico di noi, e ben intesa, me Patrizia Catacega, me Sapientona, me. Grazie, buonasera a tutti. Basterà stasera, allez, da qui una scondetta l'informazione non via, Stella, ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!